È una lotta contro il tempo, quello meteorologico soprattutto ha mandato all'aria la stagione invernale. I conti si faranno alla fine, ma si sa già che non saranno positivi. Nel comprensorio di Cortina gli impiantisti trasportano in quota la neve coi camion. Sulla Tofana la stagione finirà il 22 aprile. Sul Faloria si spera di assicurare il manto nevoso almeno fino al 1° maggio. È stata certamente una stagione complicata che pesa sui bilanci degli operatori del settore. Anche alle imprese del comparto turistico si rivolge la proposta di legge presentata a Venezia da Confartigianato d'intesa con Unione Artigiani di Belluno. La montagna veneta, assieme alle altre montagne d'Italia, ha bisogno per continuare a vivere, ma per continuare a mantenere anche quel livello di sicurezza che è importantissima a livello montano, che poi tutti i danni arrivano giù in pianura, di mantenere forte e vive le attività che ci sono nel territorio. L'articolato prevede una semplificazione delle norme per dare avvio alle imprese o far decollare quelle che già operano nei territori montani. Le categorie hanno bisogno di certezze in tempi rapidi e di trasparenza dell'atto amministrativo, dice il capogruppo regionale del PDL Dario Bond. La montagna ha bisogno di avere un progetto di legge serio, preciso, di sburocratizzazione. La proposta può contare già su un ampio consenso trasversale. Disponibile sin da subito a firmare il testo il consigliere del PD Sergio Reolon. Questo disegno di legge è il primo atto di attuazione dello statuto. Fra l'altro viene su sollecitazione di un'associazione imprenditoriale, il che è un fatto molto importante, viene cioè dalla società civile. È il primo atto di attuazione del nuovo statuto regionale, aggiunge Reolon, che si rammarica del fatto che nel bilancio della regione non sia stato previsto il finanziamento dell'articolo 15 che prevede la specificità della provincia di Belluno. Per Dario Bond le risorse per la montagna dovrebbero essere ritagliate in ogni provvedimento normativo con una sorta di riserva di legge per destinare alle zone montane fondi adeguati ai maggiori costi di imposti dall'orografia e dalle difficoltà organizzative, sociali ed economiche del contesto geografico.